Ma se ce l'avevi promessa l'autonomia in una conferenza stampa di dicembre 2018 avevi detto che l'avresti chiusa la partita per febbraio 2019. Siamo a settembre 2019. Allora, qualcosa non mi torna. Dal Veneto a Roma il governatore Zaia parla direttamente al premier Conte nel giorno in cui il Presidente del Consiglio pronuncia alla Camera il discorso per il voto di fiducia. E non può non partire dall'autonomia, tema che nell'esporre il programma lo stesso Conte ha toccato. Un'autonomia differenziata, che abbiamo definito giusta, cooperativa. È un progetto di autonomia che deve salvaguardare il principio di coesione nazionale e di solidarietà e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Sarà essenziale definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e anche i fabbisogni standard e l'istituzione di un fondo perequativo. Queste cautele consentiranno di evitare il divario tra il nord e il sud. Sull'autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo. L'autonomia è legale, è prevista dalla legge e a Roma devono sapere che abbiamo i veneti che sono andati a votare. Le parole di Conte confermano la linea delle ultime ore del governo giallorosso. Il modello è quella Emilia del governatore PD Stefano Bonaccini, con meno materie richieste rispetto alle 23 del Veneto. Vogliamo gestire alcune competenze, abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità. Da notaio noi siamo lì con le braccia conserte ad aspettare che il governo porti un testo, vedremo cosa portano. Vedranno i cittadini se sarà un testo serio o una presa in giro. Tutto questo mentre il neo ministro agli affari regionali rincara la dose. L'autonomia la vogliamo tutti, ma non ci può essere un'autonomia unilaterale proposta da chi non vuole ascoltare le ragioni degli altri, dice Francesco Boccia, che continua. Sarebbe un grave errore dire o si fa così o si va avanti da soli. Con i diktat non si va lontani. Che diktat? Cioè stiamo parlando di una legge da applicare. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, le elenca. Noi le abbiamo chieste tutte, punto. Boccia, prenda e dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Il collega Lombardo Fontana rilancia: se non otteniamo l'autonomia, tutti in piazza. Ma questo è scontato, è di default. Nel frattempo, sul programma di governo enunciato da Conte, il commento da Palazzo Balbi è uno solo. Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte. Conte ha omaggi e regali per tutti. Ma se hai governato 15 mesi in questo paese, ti sei dimenticato di fare tutte queste robe. E se non ti sei dimenticato, caro Presidente del Consiglio, perché non le hai fatte?